Il Ministro della Difesa ha conferito al colonnello Gianfranco Scalas la croce d'argento al merito dell'esercito con la seguente motivazione. Capo della cellula pubblica informazione dell'Italian Joint Task Force Iraq, nell'ambito dell'operazione Antica Babilonia, evidenziava una profonda e consolidata esperienza nel settore dell'informazione e una citata capacità di concepire, impostare e gestire in maniera efficacissima e pienamente rispondente alle esigenze della Forza Armata i rapporti con i rappresentanti dei mass media nazionali ed esteri. Grazie alla sua sensibilità e alla sua elevatissima professionalità, individuava sempre e tempestivamente le modalità e i momenti per esaltare, attraverso il reportage dei media, l'impegno e i positivi risultati delle molteplici e variegate attività condotte da tutti i reparti presenti nel contingente, garantendo nel contempo un eccezionale ritorno d'immagine per le forze armate italiane. In occasione del provvisorio attacco terroristico del 12 novembre 2003, nonostante fosse colpito in prima persona per la morte di 2 dei suoi stretti collaboratori e il ferimento di altri 2, organizzava e gestiva un evento mediatico di tale portata con autorevolezza, lucido raziocinio e straordinaria concretezza, mediante una serie di attività connesse con i mezzi di informazione locali, italiani e stranieri, dimostrando in ogni circostanza piena padronanza, maturità di pensiero e serenità di giudizio e mettendo in luce, anche nella tragedia, il comportamento del personale dell'esercito, efficiente, leale, dignitoso, ma nello stesso tempo fermo e deciso a continuare ad assolvere pienamente la missione. Magnifica figura di ufficiale e di soldato, che animato da profondo amore per l'istituzione ha consentito, con eccezionali capacità realizzatrici, impegno elevatissimo e senza alcun limite di orario, di elevare l'immagine del contingente militare italiano nel contesto nazionale e internazionale. Anna Siria, Iraq, 29 gennaio 2004. Alla bandiera di guerra del 151esimo reggimento Artiglieria Sassa. Verrà la resa dei lavori quando il favore della città d'Italia decorato di medaglie d'oro alla Grotta d'Italia.
Fanteria Sassari, attenti! Presentate! Onori al comandante del 151esimo Reggimento Fanteria Sassari.